Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22. Questa puntata de Maestros de oggi abbiamo a conoscere su fisarmonica, è un maestro umano di questo sono, che tiene in mera scienza in scuola civica di Sardegna e oggi andai a Marrubio, a un esso tiene una delle scuole civiche, a un tiene in mera scienza che imparano a suonare questo strumento musicale, a conoscere la storia e tutto di questo strumento musicale. E Ireneo Massidda, che è un maestro umano, i suoi suonatori di fisarmonica da quando tenia 8 anni, ma ha cominciato a conoscere questa musica in suo conservatorio di Castello, poi si diplomato in flauto traverso e tutto canto, fa parte del mera gruppo musicale, ad accompagnato il gruppo folcloristico, si accompagna di tutto poi gruppo folcloristico suona da differenti generi musicali, ma questa cosa che importa è che hanno questa bella pazienza da imparare ai giovani a suonare questo strumento musicale. E dunque prima di andare in scuola cosa sua, a un tornare grazie al suo comune, al suo direttore e tutto questa scuola civica di Marrubio, e mi sentendo prima questa scheda che si questiona del suo strumento musicale, di questo suono, sempre scritta del suo professore Marco Luzzo, etnomusicologo, che è esperto di musicologia, etnomusicologia di questa trasmissione in Maestro, su questo attovio di 20 puntate che io ho realizzato grazie a Saggiuto della regione Sarda con questo bando imprentas. E Maria Barca, come ti succede, ogni gira ad alligi vonoso su cose che ha descritto Marco Luzzo. I sottigentos, isas capitales europeas, sono stati depositados brevettos de instrumentos musicales che poi hanno dato sa vita a sa famiglia de sas fisarmonicas. In questo tipo di strumentos, s'aghera che sta entro de sa fode che viene dispinta contro sul linguazzo de metallo, che vibrande aghen unu suonu. I cande sostastos si aberin i valvolas che spingano s'aghera contro sul linguazzo e cada uno aghet unu suonu diverso. In Sardegna arrivano in sa seconda metà dei sottigentos, commente si leggete i suoi scontor di Soschibazaiana e commente si vede sar fotografias. Uno dei suoi tipos, chi veste in Sardegna, è sa fisarmonica, che podimos conoscere che sa tastiera de sa mano destra tene de sos tastor biancos e nicheddos, commente cussor di su pianoforte. Questo strumento si usa per accompagnare su canto a chitarra locutoresu e sa poesia improvvisata, a sa repentina de su de Oristanesi e de su de Campidano. In sa Sardegna de sa parte de basso, sa fisarmonica accompagna da sa launeddas. Sa musica può accompagnare sa sprevessones e sa modas, può suonare sos ballos campitanesos, sono stettias adattadas per questo strumento, che oggi viene disonau de abiles mastros che imparan finzas a sorzofanos. E dunque in questa puntata di oggi io conosci meglio su suono, sa fisarmonica, e io conosci pure come si impara a suonare questo strumento musicale. Quindi un maestro che io non ho già il suo nome di cosa sua, ma mi piace da dato via in noi, Ireneo Massidda. Saluti Ireneo. Saluti. Oh, ta bella cosa, questa è una bella scuola, poi testi sei su Marrubio in tanti, sì, e sei su entro un luogo bello, palazzo, donde c'è la biblioteca comunale e tutto quanto. Questa scuola civica dei noi, che è dedicata a Alessandra Saba, e su direttori, e mi pare che si sia Andrea Piras, anzi dopo scritto noi, dunque se non mi posso scaresci, e torrau grazie a Issu, a su direttori, torrau grazie a Ireneo Massidda, poi oggi è su maestro, casata fai conosci, commenti, Issu fai di lezioni, si impara dai scienze, si giovani,
mancai per pago giovaneddu, e sapere i commenti punti. E torrau grazie a Duncas, a su sindaco de Marrubi, tutta l'amministrazione comunale, poi questo luogo è un luogo del suo comune. Dunque Luca Corrias è suo sindaco, che donava questa possibilità di entrare in noi in scuola cosa tua. Prima di conoscere commenti tu fai lezioni, commenti imperas ai piccioccheddus a sonai, i piccioccheddus e i picciocumannus, e contami di lui, tu hai cominciato chizzi, teniamo manco 8 anni. Teniamo 8 anni, sì, 8 anni. Andi un maestro o hai imparato di Sì, sì. È un maestro che via in Bida, si narrata su spacciato di Mario Cocco. Ah, Mario Cocco. Sì, sì, insegnata musica in scuola media. E babbo ti ha domandato, andate in Giuvillo che ho studiato musica, che ti tieni di piacere, di tu segui, e andavo, e betti mi di fare delle lezioni. E da sotto io cominciavo a fare lezioni, ho fatto 5 anni con Mario, sì. E poi mi sono iscritto sul conservatorio. Però in cui sono su flauta, no? Flauta sul conservatorio sì, sì. Però mi è sempre parlata comunque questa passione sulla fisarmonica, poi da positiva a studiare. Mi piaceva poi da abituare in televisione, fare niente pubblicità, secondo più obiettivo. Mi hanno regalato questa fisarmonica da Vittia, di questo giocattolo, per un Natale. Ed io mi ponevo a ripetere le pubblicità di questa musica che intendevo in televisione. Sì, cercavo da tornare a suonare Deo. E c'era la babba, non magari questo piccioccheddu. De che era piccolo, poi in famiglia non ci viene nessuno, che mi pare che domandavo, e mi hanno mandato. E poi cominciavo il suo percorso. Quindi sì, è cominciato tutto, sì. Ma tu sei tanti maestri di mera scuola civica e lezioni private e tutto quanto, ma più presto Ireneo Massidda è musicista, concertista, ha suonato Noscetti con il gruppo folcloristico. Io mi ricordo quando sono andata con Sola Russa, cantando su Nissus. Con il gruppo di Malinda Mai, dopo fatto Malinda Mai, che ha fatto musica etnica, musica d'autore, tutto canto. E poi lui, c'è una cosa bella, forse non so se è tu hai fatto un mera concerto in tutto il mondo, il Circolo dei Sardos e tante cose, ma suona pure un pare a figlio tu. Con Alessio, sì, figlio mio. E figlio mio... Ma da si parlava lui, ha riparato lui o se ne andava a scuola? Quando via Cataisu non mi narrava nulla, poi tacidia da Canopolia mi toccava questa fisarmonica, e come un figlio a tutto questa fisarmonica. Quando rientravo a domo mi veniva a suonare, agattavo sempre i cinghie oppure larghe, oppure strinte, e narravo, lei sei toccato la fisarmonica. No, babbo, no, ma non è possibile. A un certo punto mi dannavo, e babbo, dopo provato, ho detto, mi piace, poi io se studiai, ti insegno, però ben a questa scuola civica e fai lezioni come ti fai in tesatrus. Poi ti ci impari a debrus, poi in domo, magari si ne approfitta, mi dice, babbo, non ha potuto tempo, babbo, invece in si deve comunque rapportare con l'esatro puro e ha cominciato il suo puro, ma io studiato a pianoforte puro. Sì, è di piace. Beh, torniamo invece alla scuola civica di noi del Marrubio, onde tennis non scanto scienze. Mi pare che avuto giovanetto, come ti chiede dentro, cantano tennis. Nicolò, cantano tennis, Nicolò. 10 anni. 10 anni e poi ce ne di 80 anni pure. Dunque resta una bella cosa. Un picciocco di 80 anni, Giovanni. La inquadrava Giovanni, Marco Supremo. E dunque uso abiti i commenti, lui impara a suonare, magari in una lezione noi che potevo dire tutto, ma itta si vaisi oi, qual è l'argomento di oi, che casa a utilizzare per imparare anche una cosa, esistenza, cosa tua? Allora, commenta tutta questa musica, non scetti questa musica classica, su jazz, si scrive questa musica sarda uro, tutto su che potevo intendi, tu potevo scrivere. Perciò ho adottato questo sistema che devo trasferire in notas, in sonatas,
da trasferire in sul partito. E questa è una cosa bella, poi te noi, tu hai fatto già in mera tempo sa Sì, oi, 10 anni, passos de 11 anni ballo, fa, 10 anni, sì, su, sì. proprio un libro con tutto il ballo su e sa musica scritta, dunque sa tutto si spartito Sì, su sì, sì. di ogni cosa. È stata una bella cosa che hai fatto tu, e un altro traballo aici ti ha fatto sul maestro Ignacio Erbì, spacciato, sì. insomma è una cosa bella, poi e noi uno può studiare del domo e Certo. tenere tutto i nodas, A chi legge tornare sa a musica, portare, a chi vuole legge sa di- musica. certo. Tu impari a leggere questa musica pure in noi? No, c'è un maestro che va di su solfeggio e non si fa di su strumenti. È una scuola che va di praticamente già questa possibilità di studiare tutti gli strumenti, c'è pianoforte, chitarra, tra cui E dunque fisarmonica. cominciata con su solfeggio e poi tutto Su solfeggio, certo, che è Poi indispensabile. poi. dopo un anno che sa fisarmonica, in noi in Sardegna, da usato presto, poi ballo sardo, poi t'arrenesce da fare tutto il nodas della unedas, ma in su ballo liscio, in Su ballo liscio, su musica leggera, classica, e tutto, classica certo. e tutto canto. E dopo un anno che annuncia scheda Marco Luzzo, non è uno strumento sardo, ma in Sardegna si usa a meda. E tocca a te di disturbanti già troppo, fammi intendere, fammi capire come ti fate questa lezione. Davide, con Davide ho piegato come esempio, poi Quanto è che Davide sta studiando con te? quanto sei venendo Davide? 10 anni. 10 anni. E quanti anni stai, tu? Che detto? 15 anni. 5 anni so teniamo. Ah, te ne sta 5 anni. cominciano a- Tu ti chiedo di lui e tutto, come Sì, sa. sì, Andare. sì. Una dia sapporrirai che quando devo cominciare a 5 anni, se no, quando Picasso. fa intervistare Deo. Picasso come esempio su ballo dei tetti, casi bravo, poi comunque c'è caso di trasferire, perché detto, sonorità del organetto puro, non scelti Certo. di altre della Unedas, in sul partito. È un ballo che ti piace in meta, Davide, perciò noi due fate su un tendi e video su un paghetto che c'è da correggere con qualcosa. Ok, bravo Davide. Allora, adesso si fa questa cosa. Intanto bruso lento vago vago, poi un ballo meda cadenzato e consumanti ci depesi cicati di già cadenza. Ta 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 ta, questa cosa, capito? Prova ici, bruso lento. Sul braccio sempre avetto, sul braccio sempre, non si resti, sempre avetto. Avete. Cadenza de broso. Ok, Serra Candoise, sighi.
questa serrata, da depi si fa intendi, poi un ballerino è battente, tu ti fai questa serrata, si gira, ti casa, e ti ha fatto serrao, fai da intendi, prendi. Tu devi fai comprendi, perciò aumenta il volume e fai comprendi che se rendi. Poi depintitenna no una relata bella su suonatori con su baldatori, dunque certo. non è che potresti una a una parte e una s'altra, dunque isso de personaga stiende tutto che ni balla, certo, come ti isso suona da vostro ballerino, non è su ballerino che bada da vostro suonatore, certo. Perciò devi comprendi che su ballerino è capace pure di fare un certo passo, poi che mi rendo conto che non ci da fare da tu baddai, tu rallento pure, ecco sì. Poi che no. Certo. Ci devi essere questo. Devi sempre dare attenzione a questo che succede in piazza. È lo stesso discorso che si fa di quel gruppo folcloristico. Quando suonano, funti gruppi che comandano su suonatori, non è su suonatori che comandano sul gruppo. Certo. Sì. A volte accelera quando basico su picciocco, rallenta quando basico su altro picciocco. Che devo tengo sempre sullo stesso tempo, magari c'è un picciocco che comincia a imparare da vago, non ci dà vai da mesi chi e sbaglia. Certo. Perciò deve essere devo. Invece nel ballo de razza, e te devi fare, devi controllare, cioè si cerca l'incuno che balla e in sapore froriggiare vago. Certo, poi un po' di floriggiare, poi me la tu volta prima danno dei movi su Bruzzo, ma voi doppia fare questa questa vibrazione. sa cadenza, certo. Sa cadenza. In pratica sa accento su noso du sugiadeso, come su violino du sugiade con sarchetto, noso usato su mantice, è la stessa cosa. Come ti fai sorganetto pure, in pratica deppioso già i effetti con sul braccio. Questa gracca in su tasto non lo tengo con sul braccio, forte e piano. Dunque c'è la tastiera a piano, sa buttonera e su mantici, su volti Nadao, c'è tutto sa... Su 50% dove vai su mantici. Anda bene, sì, bella sì, questa cosa. Sì. Questa è una fisarmonichetta può studiare o si può suonare in... Questo è dei studio, ma si può usare, può suonare... Poi da un esempio, dipende dai commenti da zona tu non sa fisarmonica. Certo. Che a me mi dona Sadua, non è che sono nella propria maniera. Uno può tenere una fisarmonica da 20.000 euro, che non da ci suonare è inutile. È inutile, perciò dipende sempre dai commenti da zona. E quando si arriva a fare un ballo completo come ti ha fatto Davide? Allora, a differenza del sorganetto, con la fisarmonica è più difficile in senso che c'è più tempo, soprattutto due su studio, mi tocca da studiare la mano destra separata, la mano sinistra separata, meda spassaggio sono funti immediato come ti puoi intendere in sorganetto che è tutto accostato. Certo. Con la fisarmonica devi allargare, è come tu pianoforte, perciò devi andare da una parte all'altra con la mano e c'è su studio, tocca da studiare. E comunque tu consiglio sempre a tutti che su minimo tu devi fare tutto, si può comprendere su manco se ti offendi. De basso su Cindefensa da 110, a quanto punti? 120. 120. In Italia, in Europa, una cosa che ho usato su 120, ma c'è su 140 pure, nei paesi dell'est usano agosto su 140 bassi. Torniamo alla lezione. Allora, devo lì va intendi, come differenza, poi non fate uso scelti ballo sardo, ma fate uso questa musica. Tutta musica. Tutta questa musica, fate uso sull'isciuro, perciò c'è Danilo che deve da studiare un valzerino e vedioso che da di studiare, che c'è anche qualcosa che corregge. Cantano tensi Danilo? Noi hanno. Dai, Dani, vai si intendi con qualcosa. Non curra, poi non è solo tarantella, è un valzerino. E te è un valzerino? Un valzerino.
tranquillo, anda bene, bravo Danilo, aspetta poi, che io prima c'è questo particolare. Quando sono con la mano sinistra, i baci, non devi marcare troppo, poi testi 1, 2, 3, è tutto a scatto, più morbido. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu se fendi 1, 2, 3, capito? Prova ecci, più morbido. Allora, piega adesso la seconda parte, no, puoi piegare direttamente adesso la seconda parte. Allora, sera sul mantici, prova. Più morbido, Nicolò, sposta di vago. Così. Ancora, sta tranquillo, dai da lì. A ver, 2, 3, 1, 2, 3. Ha fatto tutto in questa serata. Io intendo di prima, uno sbagliare. Si fu emozionando vago, mischinello. No, ma giustamente, è normale. Poi da pure stata lotta pure, Ireneo, i picciochetti sono pensati di andare a scuola per una lezione normale, invece si butta cattauso, e telecamera, se faro, se tutto canza, la televisione. È una novità. Non è che si può fare una lezione normale, ma noi cerchiamo di comprendere, ita succede ogni volta che si attoviai si può fare questa lezione. In tanti quanto volta questa gira si biesi? Allora, la lezione funziona, è articolata IC. In pratica vado su 4 lezioni su mese, dipende dai scelte, secondo ti punto una lezione a sta gira. De strumento e anche da pivare una lezione a sta gira di solfeggio. Poi questo solfeggio è importantissimo. Certo. Popolo di leggi, popolo di sonai, depiti comunque ci leggi. Perciò tempo dessa musica. Certo, tutto in nota, i valori, tutto. Do consiglio sempre a tutti, ma che si vezza da hobby basta, è bello a sci e a comprendere e fendi uno, certo. I te sonendi, i nota che fendi, è cultura. Certo, poi cultura. Se uno di essi quando andano a crescere vago, vuole suonare, un ballo usato, un prazzo, mica ci hanno andato con il partito. Come i concertisti a Manno, mica hanno andato con il partito. Però un domo studiante con il partito. Però un domo devi studiare con il partito e si comprende l'idea di su tanti suoni. Poi sarebbe di memorizzare, uno lo memorizza, ma da studiare sul partito. No, ma canta lì sei attento tu in tutto quest'anno, raccontare. Decando Medas. C'è gente che poi suona da bene, va al gruppo, fillustoso artisticamente. Qualcuno te ne dico quasi sei dato in mia auguro, però Calicuno un anno è tutto. No, ma dentro allievo che anche studiavo anno fa, che sono in piazza Uro e fanno serata, sai. Sì. Bene, bello questo sono, Paolo Soprani, dunque se Paolo Soprani è questa prima, il primo sonetto, poi te sono da Bogao, organetto diatonico a pizzo di questo che vi era Soccordeon de Damian, austriaco, su 60 del 800 ha fatto questa bella cosa, è diventato organetto diatonico su sonetto che conoscevo Zoe. Torna a fare lezioni, che devo dire, strobelli, ne tanti, ma mi piace ascoltare. Ho lì una signorina, una femmina, poi noi è un strumento scettivo maschio, noi o femmina, ma è bello. Ma Gasta, una cosa che ti posso suonare, noi ho fatto una puntata del maestro a Pizza e Launeddas. Ma ci si c'è punti meda ciocchedda, che noi punti imparando a suonare la unedda, e punti brava, non ti posso suonare, ma meda sa punti più brava del maschietto del tutto, questa cosa. Poi ta sa femmina va a Provignola, già solita stai. A noi se ne importa come spago. È Provignola. Ma sono cosa tua, è questo? Questo manno? Giulia, cantando steli Giulia? 15 anni, ciocchedda. Allora, si va, ti intendi. Come ti è andata questa scuola a Canno? Tutto a posto in scuola, come te? Nanta dote, come te sei sentendo? Bene, tutto sei. No, ma fonti tutto bravo.
Allora, Giulia e moi sono da un passo processionale. Ah, bene. Dunque sa un repertorio della UNED. Sì, in onore a Luigi Lai, poi questo è un brano che io sono da, in pratica a Sant'Efisio, dove quella UNED, se noso di rendere onore con la fisarmonica e ci causa insomma de vai su stesso brano. E Giulia Abello, mi raccomando, questo è un brano religioso e non deve occorrere, ok? È una processione. Prova. Ok, allora aspetta, vai qua, come già adesso un timbro bruso, però fai moi. Il timbro da sposto moi? Si narra da master, in pratica funti tutto il registro si impari. Ah. Si intendi de bruso, moi non intendevo de bruso, però fai moi a bello, Tornata a fare, un'altra volta. Allora, devi stare attenta a sul basso continuo, poi sul basso continuo devi cercare di imitare su dumbo di Salauneda, perciò si deve intendere sempre bene questo basso. Ma mi ha fatto piacere che saremmo a Luigi Lai, un grande maestro. Un maestro dei maestri, dunque se mi fa piacere. Potendo su piacere di fare un viaggio in Sud America con esso, 20 anni fa, è un grande maestro veramente. Sì. E noi abbiamo fatto una puntata e tutto di artista, un'altra cosa che ho fatto con questa televisione Cosa Nostra, e poi invece sono fatto il maestro e daremo sempre questa ISO, è il maestro dei maestri di adesso. E questa viene una bella processione. In Launeddas, Ireneo, quando uno comincia a suonare questa processione, poi arriva da su ballo, e sa proprio cosa con la fisarmonica, con il suono, o non c'entra nulla? Quando ti suonai ballo processione in sa propria maniera? Il fatto è questo, che sono due cose diverse. Sul ballo sardo, sulla stessa processione, sono due cose diverse. Solitamente si tende a fare sulla stessa processione, poi si comincia a fare sul ballo sardo. Dove come introduzione, ma ad ogni ballo sardo questa introduzione da tendi. Certo. Perciò non ci deve più per esempio questa processione che fai questa introduzione. No, certo. Però siccome è bello da intendi, a sta gente fragile si validi. Certo. No, ma devo le uscire si via, poi picciocchetti,
più difficoltà a suonare su ballo, più presto questa processione. No, allora, questa processione è più facile. È più facile, sì, con la sì, fisarmonica e tutto. Sì, È sì, più sì, facile sì, con il launedda, ma vogliamo uscire sicuro con il suo Sì, suono sì, che sì. Dunque si comincia a Taici e tu, Giulia, quanti anni è che sei suonando tu? 10 anni. Dunque tu hai avuto 5 anni. Sì, tra l'altro Nicolò è suo frate più spettivo di Giulia, i frate e sorelle sono tutti E tu quanti anni stai? 10 anni. E Davide con Nicolò, scusa, con Danilo, e Fontisi frate stesso pure. Lo Sei tutto in famiglia. Dicevo, per preso sono andato con il soprappruzzono, via, dunque, un po' di sigili a fare questa lezione cosa tu? Allora, sì, io vai a suonare a Nicolò. Nicolò. Sì, con Nicolò io ho cominciato da vago a studiare su balletto. Su balletto. È un ballo abbastanza impegnativo. Infatti, per presto con Susone tonico. Sì. Questa è fisarmonica estinta, canto basso Questa è una 48 bassi, è una fisarmonica di studio, è una fisarmonica media. Poi vai con su di chi dipende vai su sono bene. Certo, poi quando andate in avanti si cambia un strumento, c'è una cosa pure su professionale. Allora, Nicolò, mi raccomando, provavo su battuta per battuta. Vai a bello e devo cominciare 2 cite a fare di questo, vago. Bella cosa, dopo 2 cite già viene anche. E poi te lì gente con sa musica, certo. Manca i ballo su Sicilia di tradizione orale, no, in Sardegna invece sì, si può descrivere come ti ha fatto tu e come ti fai tu. Però devi andare a studiare su solfeggio. A bella bello comincia. Ok, bravo Nicolò. Allora, noi depisi, gicai, mi comprendi, sì? Depisi gicai di andare a sa stessa velocità. Perciò, quando ti rendi conto che non ci davai a una certa velocità, depisi rallentare tutto più lento, ok? E poi si accelera da seconda volta poco più veloce, la terza volta poco più veloce, comprendi? Però a inizio tutto uguale devi essere più lento ancora. Poi questa velocità già arriva da dopo con il suo studio. Torna dall'inizio e poi stacca di bruso a destra. La sinistra legata, più legata. La destra è bruso staccata, questa marca meta, a destra, comprendi? Stacca. Ecco, devi stare attento, Nicolò, ai sterzinas. I sterzinas sono queste 3 note che si suonano in pari. Mi, sol, mi, questa è una terzina, ok? E funti il gruppo su da 3, ok? Devi essere sempre uguali. Poi questa bellezza del suo ballo è proprio il triballa da me con i sterzinas a questo ballo. Provavo su un altro vago, e comincio a dire da vago e penso che un mesetto non impara da bene. Torna dall'inizio. Tranquillo. E questo è
è un bello segno, poi quando si arrennegano, sbagliano, poi che ci tenti, Sì. dove ti vai bene, No, magari che ma poi che chizza ancora. È bella a me da questa possibilità di utenti oggi, di commenti nasci, cioè poi da noi siamo abituati in televisione, e vedi suonatori bravi sulla zona, e non è mai visto uno giovane che sta cominciando a suonare, e dunque se ho visto commenti nasci da pago a pago, tutto sul campo banco e sono, sì, dunque è una cosa bella. Tu è tutto, quando la sapere in televisione, manca ci basta un mese, nel modo faccio meglio. me la puse innanzi, e devo fare meglio, e tutto grande. Invece, però tutto sono cominciato a usare, però bella questa cosa. Ho studiato e ho provato me la volta. Poterni 10 anni su queste di adesso è bello. No, ma fonti tutto bravo, poi è più considerare che non fai scelte questa musica, perciò andate a scuola, fonti bravo su scuola, questa musica davanti, dedicano il suo tempo su che vuoi dedicare. Prima di tutto, andiamo sempre a scuola, voi fate questa musica, però già davanti, tutti bravi. Già sul fatto che è una band di 10 anni, so in cosa è passione? Ah sì, assolutamente. No, sì. che non è passione, no. No. Dopo provavo a suonare organetto diatonico. Ma mi dà ricordo su dirlo cosa mia vado a rispondere, ma questa cosa, ma non ho mai dentro su tempo, su questa passione c'è da dire, ma non si è mai arrennescio. E poi è Veccesa se usavi si arrennescio andai a scuola de sonetto. A proposito di scuole e tutto canto, poi tornavo in giovanello, ma i tre allievi manno Issu, durante che funti frequentendi, hai avuto funti, il mondo non ti ha ascoltato, non c'è su tempo, ma nada mi idea Issu. Allora, siamo iscritti su, c'è su Giovanni, su scusa, Mariano, deve passare, Giovanni sta travati, Mariano, Antonio e Giovanni. Antonio c'è già americano, vero Antonio, però ha studiato dei picciocchi duro. Poi su triballo da portavo a fare un triballo particolare, viaggiaste in macchina, perciò non avevo potuto studiare più. Quando andavo in pensione, no, mi barica, mi do a raccomezzare e se tornavo. Giovanni invece? Invece Giovanni pure, tu pure studiaste di vittivo? Arborea andata. E Mariano invece sì? E tu? Una paio di anni, ma sempre dopo che sei andato in pensione. Bene. Anda bene. Dunque, tornando alla selezione di oggi, nel senso, già in mezz'ora passata, dunque si usa accanto a Cabai. Solitamente devo quando vado su, e poi se uso illustrando perché documenti faccio selezione, ma solitamente devo mi mangio con questo strumento. Ma dopo le domando devo No, mi mangio e se uso faccio a pari, quando sbaglia da su allievo da casa, e certo, di dopo vai come ti devi fare questo effetto. Sai come ti fai selezione? Allora, vado subito, non è cannoso, potevo cambiare cose. Allora, torna a provare sul ballo dell'inizio e ti faccio subire differenza. Prova. Già dall'inizio. Aspetta, va con questo microfono perché no. Devo prima di domandare Augusto, non. Ti domando Augusto, staccavo. A sta mano destra e legavo a sta sinistra, se fate curso. Quindi che tutto staccavo. Che dopo faccio come se via sta suonando di lui, mi collo. Questa differenza è tutto impastato, anda da staccare e cadenzato bene, si deve intendere bene la mano destra, comprendi? E noi vado sulle lezioni, di solito se tu faccio questo, tu comprendi subito con questo strumento, ci prova, poi se tu studiate in domo, averlo. Ma voi, quando accabbate questa lezione, tu questa gira, devi studiare questa cosa? Sì, già lo compito, poi c'è da chi è, mi devi mettere questo, tento sul quaderno, segno il compito che devi fare, come te scuola. Come te scuola? Sì.
Bene, questa è una bella cosa. Canto funti da 8 allievi su cada stui. Allora, in noi Marrubio. In noi Marrubio funti noi. Noi. Poi di Dengio d'Uso in Santa Giusta. Sempre scuola civica? Sì. Santa Giusta è un distaccamento praticamente sempre della scuola civica de Marrubio. Sì. Funti meda bidaza consorziata. In pratica punti, non mi dà ricordo, punti 25, 23, 20, sì, punti meda bidaza. È una bella scuola, manna, un circuito grosso. Dunque, senza noi noi acabamos in andaus a Cireneo con i picciocchi e con i scienziati si può continuare questa lezione, noi acabamos. Ma prima di serrare Sattovio de Oi, torro grazie a tante amministrazioni comunali che poni a disposizione, questa scuola civica Alessandra Saba, dunque da su sindaco Luca Corrias, su direttori Andrea Piras, su direttori di questa scuola, e torno grazie a vosaltros che siamo strovati poco, ma di importo questa cosa, fatevo subire ai spettatori del canale 79 del Radio Televisione Sarda, sa televisioni de sa Sardegna, che è una questione di cosa sardas e nimba sarda, questa è una cosa di importo umano che fate un nosus. E dunque sono in questo attovio dedicato a su zonu, con il maestro Reneo Massidda, torrò grazie a tutti naturalmente. Grazie a vosaltros. Possibilità che si donato e noi serrato questa trasmissione, ma ti domando se va a intendere un minutetto un ballo su ballo di questa zona nostra. Su ballo di questa zona nostra. E in sasa, devo pongo sul microfono bene, poi su suono e tutto canto. Torno grazie a vosaltros, poi questo ottavuto, questa gira, si seguiu in questa trasmissione, si va a pregere questa gira che bene, di usattenni un altro attovio con un'altra arte della Sardegna nostra. Dunque un'arte che adesso musica, canto, devo sapere impari, si tenere questa pazienza di avere una gira e di si seguire in questa puntata venidora di questa trasmissione Maestros. Grazie a tutti, grazie a Ireneo, grazie a Scienze e poi si pongo sul microfono e noi si torna a sapere.
Grazie. Custatividade. Estetia realizzata con s'aggiudo della Regione Sarda. Imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22.